Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo su PES 2013. Allora ragazzi, siamo contro l'Udinese oggi a Udine. Udinese Hellas Verona. Di Natale contro Comendone. Andiamo a dominare. Stadio Friuli. Primo tempo noiosissimo al Friuli, vai. Dai ragazzi, dai Hellas. Ah, il Comendone è troppo lento, recupera Torres per Merkel. Per Pereira. Bravissimo, ancora però Merkel. Di Natale. Di Natale per Pereira, ai ai ai, entrenare l'Udinese. Pereira. Reneghi. Mamma mia. Vai Alfred. Bravo Alfred. Ah, peccato. Ancora Pereira, dai ragazzi, Merkel. Pinzi. Dato il Comendone è stato ammonito nel primo tempo. Attenzione, entrenare l'Udinese. Ai ai ai, questa è brutta di Natale. C'è il miracolo. Mamma mia, che miracolo di Rafael. Miracolone. Si soffre ragazzi. Di Natale. Ancora Di Natale per Merkel. Attacca molto l'Udinese Merkel. Butta su. Comendone in fuorigioco però. Pinzi per Di Natale, per Merkel. Prova il tiro Merkel, il Comendone recupera. Vai Comendone, vai Verona il contropiedone. Vai di contropiedone. In mezzo per il Comendone, peccato. Il Comendone non scende da un po', ragazzi. Pinzi per Torge. Torge, Di Natale. Ai ai ai, Di Natale entra in area, ancora miracolo, mamma mia. Dai ragazzi. Niente da fare, ancora Torge. Mamma mia che partitona di Torge. Pinzi. Fuori gioco per l'Udinese, meno male. 4-2-2-2, entra Cacia. Oh, adesso si gode. Con Cacia si gode ragazzi. Bravo Comendone, mamma mia, rischia un'altra espulsione, ma il Comendone è un giocatore aggressivo. Haaland. Bravi, ancora ma niente da fare. Dai Alfredson, buono. Ottima azione veronese. Fai qualcosa però non perderla per cortesia. Bravissimo, dai Cacia. Peccato. 64esimo, ancora 0 allo stadio Friuli. Pinzi. Torge. Ancora per Di Natale. Torge per Di Natale. Ancora Verona, ottima difesa. Di Natale, Pinzi. Attenzione Pereira. E c'è il gol ma fuori gioco di Torge. Meno male. Bellissima azione però dell'Udinese. Entra Lazzari, esce Haaland. Vai Spondona, dai Cacia, Pereira. Merkel, mamma mia che rischio per il Comendone. Pereira ancora. Per Reneghi. Fuori gioco, ancora fuori gioco. Ottima linea difensiva veronese oggi. Vai Comendone. Bravo Comendone. Passaggio però del Cazzus. Ma ancora un po' di fortuna comendiana. Tira Comenda. Miracolo del portiere. Mamma mia però che occasione per il Verona. Grandissimo Comendone sull'impallo. Pam! Missile ma miracolo del portiere. Vai Comendone, vogliamo l'incornata comendiana. Mamma mia. Per poco c'era il gol, mamma mia.
Buon Verona, ma sempre 0-0. Brkic. Merkel. Pinzi, attenzione a Pinzi. Pinzi per Di Natale. Di Natale, Di Natale, il cecchino di Natale fuori, mamma mia. Può finire con qualsiasi risultato sta partita, ragazzi. Pinzi. Buona partita che di Pinzi. Torgi e Di Natale. Bravissimi. Passa. Niente da fare. Mavinga. Recupera. Lazzari. Vai Comendone. Ottimo. Cacia. Non perderla, vecchio. Non perderla, stronzone. Ottima azione. E adesso voliamo. Vai Comendone di testa al frezzone. Comendone cosa fa? Madonna, in scivolata. Il solito rapinatore, peccato. Brkic a rinvio, ottimo portiere Brkic. Pinzi. Torge. Di Natale. Ai. Pereira. No adesso. Merkel, scivolata di Merkel. Comendone di testa, 82esimo, manca poco ormai, ragazzi. Bravo Comendone, bellissima per Cacia. Vai Cacia, inventami il numero, inventamelo qualcuno, buttamela in mezzo, il Comendone di rapina, ma ancora fuori. Il Comendone non è in formissimo in questo periodo. Calcio d'angolo però, attenzione. Vai Comendone adesso, il tuo momento, tira qualcuno, ancora fuori. Calcio d'angolo, chi lo sa? No, rimessa dal fondo. Peccato, meritiamo la vittoria, ma niente da fare. Pinzi. Merkel. Pereira, no la beffa finale. No il beffone. Pereira per Reneghi. Per Di Natale, no di testa. No, attenzione Torge, ai, Torge, c'è il gol. Fuori. Cagata di Torge, meno male. Mamma mia che bava. Vai Rafael. Vai all'ultimo respiro. 88esimo. Quanti gol sbagliati sia dell'Udinese che del Verona. Cagata del Verona, molto bene. Torge. Lazzari. 5 di recupero. Di Natale per Reneghi. Torge. Pereira. Reneghi. Peccato. Cazzo, porca miseria, che sfiga però. Speravano la vittoria. Pinzi, no adesso, ma Duni. Ancora fuori gioco, ma l'Udinese non sa giocare, 2 minuti alla fine, dai, proviamoci. Merkel ancora, peccato Merkel. Lazzari. È finita qua 0-0, ma meritava qualcosa di più il Verona, peccato. Migliore in campo Pinzi. Abbiamo la classifica. Siamo sempre 17esimi, 9 punti dal Torino. Va bene, dai, possiamo ancora rimontare, proviamo a fare un miracolo. Adesso c'è Livornos. Secondo tempo, adesso ho un nuovo modo di registrare. Allora, i primi tempi registro solo i gol, quindi il replay del gol e basta. E il secondo tempo c'è tutto il secondo tempo, così da snellire un po' il video, perché sennò è impossibile. Posso fare più partite, perché sennò veramente diventa impossibile. Quindi per i primi tempi, se non c'è niente, vuol dire che non c'è stato gol. Se c'è un gol, invece, faccio chiaramente il video con il replay del gol e il commento, chiaramente. Adesso raga, andiamo. Avete un primo tempo orrendo come contro l'Udinese, ragazzi. Paulinho. Dai, proviamoci. Vai Comendone. Cagata comendiana. Emerson.
Bigazzi, mani sto cazzi. Bigazzi, attenzione Salviato, c'è il gol e c'è l'autogol del Verona, incredibile. No, forse gol di Paulinho, ragazzi, gol di Paulinho. Vediamo il gol perché non l'ho proprio capito sinceramente. Sì, bel gol, cazzo, veramente un bel gol. 1-0 per il Livorno, molto bene, finito il momento magico del Verona, vai. Dai, con il cuore possiamo recuperare, dai. Dai, cazzo, che il Livorno è messo malissimo, classifica il penultimo. Gioco meglio con le squadre più forti, è paradossale. Ghentosoglu. Bellissimo. Buttala via. Vai Comendone, involati verso la gloria. Vai. Niente da fare. Dai ragazzi, su, un po' di cuore. Comendone spondona, grande sponda. E dopo la perdiamo però. Comendone non segna da 4 partite. Crisi comendiana. Ma porca... Sì, va bene, ciao però, che netti, che sei fioi. Paulinho. Luci e ombre. Dai fioi, Lambrughi per Dionisi. Lambrughi ancora per il Dionisi, ancora per il Lambrughi, fuori. Dai fioi, un po' di grinta. Vai Cume, passatela al Comendone che deve sbloccarsi. Vai. Buono, tira. Ma tira, pippone. Ghentosoglu. Emerson per Paulinho, ancora però buono Verona adesso in centrocampo. Emerson recupera palla a Livorno. Ottimo Verona a centrocampo, adesso volevamo segnare però. Fallo sul Comendone. 4-2-2-2, entra Cacia, si gode. Dai che con Cacia segniamo. Ottimo, peccato Dionisi per Lambrughi, dai, fai un po' di pressing però. Voglio andare via dal Verona. Peccato. Emerson. Attenzione per Bigazzi, esce portiere, bravissimo portierone. Salviato. Bigazzi. Emerson. La butta in mezzo per Paulinho, si gira bene forse Paulinho, cosa ha fatto Paulinho? Dionisi. Attenzione, bravo portierone. Emerson, Vai un bel rinvio, 70esimo, non c'è niente da fare ragazzi, il Comendone è un po' triste perché questa squadra mi ha rotto un po' le balle, non c'è nessun obiettivo, è un po' bruttino. Bravissimi, dai Comendone, tira la mira, comendiana! Ancora, porca che sfiga però. Vai l'assalto, vai, tira o passa ma non perderla come un pensionato obeso, ma perché? Dai ragazzi, dai. Bravo, dai Comendone, prendila, bravissimo, con il cuore, con il culo, con quello che vuoi, niente da fare, Luci. Per Ghentosoglu. Paulinho. Dai Comendone. Ottima finta comendiana. Passaggio. Ma passa, la madonna di Dio. Il Comenda chiede trasferimento ragazzi, Devo chiamare Raiola adesso. Bravo Comendone. Fuori gioco. Ho sbagliato io qua. Errore comendiano. 80esimo. Il risultato è sempre Livorno 1, Verona 0. Questo è anche un derby politico ragazzi, tra ultras.
bravo Cacia, dai in mezzo. Bravo Comendone, il tiro fuori. Il Comendone si dispera. Disperazione comendiana, 83esimo, ormai è finita ragazzi. Cioè perdere con la 19esima, poi vinciamo col Milan e con la Lazio, boh. Lambrughi. Dionisi, ai 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 ai. Miracolo del portiere, anzi no, parata del portiere, dai, questo non è un miracolo. È che raga sono un po' scazzato perché sto Verona è veramente noioso, cioè faccio 3 partite belle e 50 brutte, non ho più obiettivi, poi ne di Coppa, sì la salvezza, ma in realtà sono comunque abbastanza tranquillo. Dai, almeno un pareggio. Niente da fare. Dai però, spalla contro spalla, dai Vecchio, su. Paulinho. Dionisi, Lambrughi. Paulinho per Dionisi, bellissima azione del Livorno. Dionisi, entra in area, Dionisi, fa quello che vuole Dionisi. Emerson, Dionisi. Luci. Vai portierone, vai. È finita ragazzi, l'è finita. Purtroppo è finita. Vaffanculo. 1-0 per il Livorno. Migliore in campo Paulinho. Vediamo la classifica. Siamo ancora messi bene, però ormai 9 punti dal Torino, 17esimo posto ormai è l'obiettivo purtroppo. Ragazzi, vediamo un attimo qua i trasferimenti di quest'anno, che sono curioso, c'è qualcosa di pesante. Beh, Ronaldinho al Marsiglia è andato, quindi Ronaldinho al Marsiglia, poi vediamo, cazzo, adesso ho capito perché la Juventus è prima in classifica in fuga. La Juventus ha comprato Cristiano Ronaldo, ragazzi. Da Real Madrid alla Juve Cristiano Ronaldo, pazzesco. Vediamo i 3 acquisti incredibili. Cazzo, Cristiano Ronaldo alla Juve, non che credo. Vabbè, di significativo niente, mi sembra. Ok. No, Xavi è andato al Bayern Monaco, incredibile anche questo. E basta, ok, quindi Xavi al Bayern e Cristiano Ronaldo alla Juventus, incredibile. Allora il Comendone cosa fa? Io voglio vedere una cosa però, informazioni, squadra, vediamo il Monaco, il Monaco ancora fa il Falcao, ok, e come è messo il Monaco, vediamo un attimo. Informazioni, torneo, Ligue 1, classifica il Monaco, 12esimo, però voglio fare la coppiata Falcao, Comendone. Allora, proviamo un attimo, trattative, ricerca club, possibilità di giocare alto, vediamo se c'è il Monaco. Piacerebbe fare la coppiata Falcao, Comendone. Non c'è nessuno, Serie B win, vabbè chi se ne frega, Brasile Rao, Portogallo, Bundesliga, Liga, Eredivisie, della Liga 1, non c'è il Monaco. Ora facciamo così, normale, il Monaco, vediamo se becchiamo il Monaco. Non c'è il Monaco neanche qua, cazzo, neanche è normale. Ah no, eccolo qua, bella, Monaco, proviamo. Possibilità di giocare al 75%, questa stagione Europa League, proviamo, avanti, ok, perfetto, proviamo. Questa voglio andare al Monaco ragazzi, adesso c'è Inter Verona. Siamo al 43esimo, recupera palla Cambiasso per Ranocchia. Ranocchia, Stankovic vede Milito sul filo del fuorigioco, forse fuorigioco, attenzione, Milito da solo, beffa la difesa del Verona, Milito, Inter 1, Verona 0. Ma la palla è fuori di moltissimo, veramente, fuori di chilometri. Dai ragazzi, dai, Stankovic.
Dejan, Deki, Stankovic, Deki per Guarin. Guarin. Dai, proviamoci. Passala, passala, non perderla, fallo. Ammonito. Vai, una bella punizione. Samuel, incredibile Samuel oggi, No, cumulativo di merda, Guarin. Milito. Guarin. 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 Ancora Guarin, 82esimo, ormai è finita, ragazzi. Stankovic. Palacio. Bravo Comendone, ma niente da fare. Cassano recupera. Milito, Stankovic. Milito, Milito, Milito. Butta su, bravissimo. Vai, grandissimo, ora di profondità, ti prego, questo deve essere gol. Questo è gol, questo è gol. Ma non tirare così però, madonna. Andanovic recupera, che tiro del cavolo. Palacio, Milito. Stankovic. Finita 1-0 per l'Inter, niente da fare. Che due maroni però. Vediamo la classifica per la Juve, chiaramente in fuga. Cristiano Ronaldo è sempre 31, ormai così, dai. Oh ragazzi, segnali positivi. Hanno assicurato che i loro osservatori saranno in tribuna per la prossima partita. Ok, quindi devo giocare benissimo. Sì. Devo giocare bene questa partita, ragazzi. Il Monaco ha portato un osservatore. Nella prossima, cazzo, Verona-Fiorentina, una partita anche difficile. Però di solito ci esaltiamo nelle partite difficili. Vai di osservatore. Siamo al 15° minuto, ragazzi. Ci sono gli osservatori del Monaco, speriamo bene. Attenzione, passo per il Comendone. Il Comendone si invola. Il Comendone si invola. Dai Comendone, vai Comendone. C'è solo un tuo giocatore. Vai, assist del Comendone, forse. Tira solo davanti il portiere. C'è il gol del Verona. 1-0. 1-0. Grande assist del Comendone. Vai Comendone. Ottimo passaggio. Il Comendone uomo assist oggi. Pizzarro recupera. Maledetto Pizza. Ambro Leone per gli Ilic. Jovetic. Attenzione, Jovetic entra in area. Ai, mamma mia, peccato. Peccato per la Fiorentina, ma meno male per il Verona, ragazzi. Jovetic. Buttala su, non perderla là. Jovetic, il montenegrino. Attenzione per Lucchetta, rimessa, calcio d'angolo per il Verona. Entra Rossi, esce Ambro, super offensiva la Fiorentina. Borja Valero. Bravo Comendone con il cuore, il Comendone se ne va. Le balle, Tomovic recupera, Comper, Tomovic. Dai il contropiedone pesante, dai il contropiedone, passa da subito. Brevissimo, Comendone vola. Il dribbling, cosa fa il Comendone? Non ci credo, che cagata. Riscatto comendiano, no. Volevo fare l'Eurogol, potevo tirare tranquillamente. Questi ragazzi sono anche i miei difetti, purtroppo nel calcio vero, che ogni tanto mi specchio un po' troppo. E cappello così. Che bello, Comendone stavolta hai fatto una cappellona. Dai però, dai che sono ancora... No, madonna che rabbia, ragazzi, che rabbia. Entra Jorginho, esce Juanito. Che errore, dai, devo riscattarmi, ragazzi. Il Comendone è un po' in crisi, fioi. Crisi nera comendiana. Fallo. Rossi recupera ancora il Verona, niente, Luca Toni. Comendone è incazzato nero.
No, no. Il commendone vaneggio comendiano. Pizzarro. Che nervoso che sono, ragazzi, non è possibile sbagliare un gol così. Whisky. Passa. Vai Comendone, riscattati. Niente, il Comendone non c'è proprio. Il Comendone non c'è. È andato via. Ho bisogno forse di una giornata di riposo. Mi prendo una giornata di riposo perché posso andare avanti così. Dai cazzo, dai il riscatto. Questo è un bel numero, prova il tiro. Oh, fuori di poco. Ragazzi, il Comendone non ha più i guanti. È arrivata la primavera, adesso polsino tattico, entra Lanner, esce Rivas. 81esimo, ma che delusione. Proprio il giorno dell'osservatore, cazzo, cagatissima comendiana. Però almeno ha fatto un assist, dai. Buono, ti prego, devi correre adesso, devi correre tanto. Ah, peccato. Dai che aveva ancora una chance. Niente da fare. È troppo teso il Comendone. Tutta colpa dell'osservatore francese. 85esimo. Tony. Portiamo a casa la vittoria almeno. Noi vinciamo solo con le grandi. Che cazzo fa il portiere? Mamma mia. Epic fail veronese che... Rossi. Teniamo botta. Non perderla, Comper recupera. Niente da fare, speriamo bene ragazzi, ma... Ho fatto un buon primo tempo, nel secondo tempo però mi sono mangiato un gol clamoroso. Rossi. Joe Red. È finita ormai. – 1-0, ottima vittoria. Andiamo i migliori in campo. Il Kumenda che bava 7. Beh, alla fine hanno apprezzato l'assist, meno male, è andata bene. Assist tattico. Mettili in porta 4-2 sullo specchio, dai, che mi sono mangiato quel gol purtroppo. Ok. Cazzo, il Genoa è terzo, come complimenti al Genoa. Noi siamo a 34 e siamo vicini al Torino. Adesso vediamo ragazzi, c'è Hellas Verona-Napoli. Sentiamo un attimo adesso qua il nostro manager. Dai ti prego, vorrei andare al Monaco. Ok, novina un po', uomo partita, molto bene. 74, siamo saliti. Trattativa, ok. Trattativa con agente, speriamo bene ragazzi. Buono raga. Allora, quante partite mancano? Allora, classifica. 24 più 5, 29. 33 partite. Ok, ragazzi, 33 partite. Siamo verso la fine praticamente, dai. Ok raga, un saluto dal Comendone veneziano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.